Noi abbiamo recentemente collaborato appunto in Data Lab per il fumetto Il tuo clima, che uscirà ormai a breve. E quale platea possiamo sperare di raggiungere con questo fumetto, secondo lei? Cosa possiamo cercare di smuovere perché si In, possa arrivare a curare la malattia? in tanti decenni abbiamo provato un po' tutte le forme di comunicazione. Inizialmente erano forme di comunicazione esclusivamente scientifica, poi sono diventate, diciamo, saggistiche, quindi il classico libro che spiega i cambiamenti climatici. Io stesso ne ho scritti parecchi. Poi abbiamo iniziato con il cinema, abbiamo iniziato con i talk show. Insomma, c'è stata una lenta penetrazione dell'informazione sui cambiamenti climatici in tutti i settori. Devo dire che il fumetto un po' ancora era assente, non so in altri paesi, ma certamente in Italia non c'era. E il fumetto ha un grande vantaggio, si legge in fretta in questi tempi un po' così rapidi, Frenetici. molto meglio che un libro. La figura e la narrazione e la storia permettono di seguirlo con anche una sorta di godimento, mentre si legge un fumetto ci si diverte anche, ci si distrae, però nello stesso tempo se il fumetto ha contenuti importanti e rigorosi, credo che sia un modo di trasmettere l'informazione, soprattutto a un pubblico giovane, ma io non disdegno anche il pubblico adulto, i fumetti si leggono a tutte le età Sì, ormai è e penso trasversale, sì. che se faccio in fondo, se mi metto come test io stesso di quando leggevo fumetti, le classiche storie di Topolino, ma tanti altri fumetti nel passato, ancora oggi io mi ricordo alcune informazioni attraverso dei fumetti, cioè talmente la lettura era stata Incisiva, sì. coinvolgente che io ancora mi ricordo a distanza di 40 anni delle storie o delle informazioni che passavano attraverso il fumetto. Quindi la speranza con questo fumetto sul clima, sul tuo clima, è proprio quella di passare il messaggio della storia dei cambiamenti climatici, dei motivi dei cambiamenti climatici, degli errori che abbiamo fatto finora e della speranza che abbiamo ancora davanti a noi, sia pure ridotta e urgente, per correggere il tiro e assicurare, soprattutto proprio alle generazioni più giovani, una terra ancora vivibile, abitabile. Ok, allora se vuole anticipare qualcosa al pubblico di Luca Comics sul tipo di narrazione che abbiamo messo in piedi. Abbiamo fatto una scelta molto naturale. Io faccio un po' la figura del professore rompiscatole che coinvolge una ragazzina un po' distratta. Inizialmente c'è addirittura uno scontro generazionale tra i due, ma poi alla fine si riesce a trovare un linguaggio comune e con un po' di espedienti che si possono usare solo nei fumetti, faremo Giustamente. un viaggio nel futuro del clima terrestre per tornare poi in un presente più sostenibile.